un'amministrazione statuale più efficiente, migliore, più veloce, che dà risposte migliori ai nostri cittadini e che fa risparmiare anche tante risorse economiche. Va ora in onda Rebelot. Cambio di sigla, era un preascolto e via Rebelot. Everybody said about the bed. Graziella, non mi inseguire con lo scopettone, Graziella, lo so, è più forte di me. Giro linguistico, ebbene sì, linguistico. 346-642-7756 è il numero. Vediamo quante ne sapete. Mi dovete scrivere una parola in greco. 346-642-7756. Vediamo quante lingue sapete. In greco, cosa sapete dire? Io so dire una parola, ve la dico dopo. Però vediamo cosa sapete dire voi. Μέσα στις εκκλησιάς τις σκοτεινές καμάρες ανάψαμε δυο τσιγαριές, Θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, Θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες.
Adesso chiediamo al nostro regista. Allora, megalo regista Carnelli. Angelo, tra i vari che ci hanno scritto cosa sanno in greco, mi ha scritto mica te la do gratis, famosa prostituta greca. Ora, è chiaramente a me viene da dire che non è una risposta, però bisogna dargli il premio della critica, premio della critica ad Angelo. Diciamo perché appunto è un ascoltatore affezionato, per gratitudine che ci ascolta. E poi perché a me queste cose mi fanno tanto ridere, cioè Emokumescu, il parcheggiatore rumeno, Amalia Delana, la donna più freddolosa di Spagna, e via. Quando Kainarka mi autorizza a fare tutta una puntata su questi? Quando? Mai. Figurati, mai. Tipo, dove vanno le mucche in vacanza? Lo sapete? Non lo sapete dove vanno le mucche? Vanno a New York. Niente, neanche questo. Non lo so, mi state intristendo? Milka male. Milka male, anche questa non è male. E le lontre, dove vanno le lontre, Carnelli? Lo sai dove vanno le lontre? A Lontra, vedi che lo sai dove vanno le lontre. Ebbene sì, se in questo momento all'ascolto, amici, vi state un po' intristendo, ma al contempo anche sorridendo, come dire, ma no, non è possibile. Ecco, è esattamente uno dei miei stati d'animo preferiti, quello che si produce dopo che uno si chiede dove vanno le mucche in vacanza e si risponde a Lontra. Ma detto questo, abbiamo un Claudio che ci ascolta da Tessalonica, anche se qualche settimana fa Claudio era a Pordenone. Cosa ci fai a Tessalonica? Caro Claudio, è curioso perché Tessalonica, peraltro, come sapete, era una bellissima città dell'antichità e oggi è diventata una specie di gigantesca Gallarate con all'interno delle vie alcuni scavi archeologici. Quindi se andate a Gallarate portando con voi una colonna romana e la buttate nel centro di Gallarate, avete più o meno una Thessaloniki situation. E prenditela con la forza questa puntata, dice Lorenzoni 199. Altri mi mandano, perché sanno, no? Voi diavoli, io vi dico che ho una tentazione, che ho una cedevolezza, e voi mi scrivete della grande ballerina russa Ciolanka Sbilenka e io smetto, non posso più parlare di niente, però anche voi, è anche colpa vostra. Comunque diamo i risultati, diamo i numeri. Ha vinto per velocità, per semplicità e per prontezza Ivan 75, che prende 5 punti, Manzoni ne prende 2, Manzoni ne prende 3, Alessio D'Assisi 2, Giulio da Varese 1, Goffredo dalle Romagne 1, e Manzoni 1 e Claudio, per l'appunto quello che ci scriveva a Tessaloniki, che ne prende 1 anche lui. Chissà se adesso ci dice che cosa ci fa lì, lui che dovrebbe essere a Pordenone. Un saluto anche al nostro Enrico il marmista che si è prodigato ma non è arrivato in tempo. Goffredo invece ha usato Philos, che dovrebbe voler dire amico. Ma andiamo a vedere un po' questa classifica short di questa settimana. Ivan 75 con attenzione, con la vittoria di oggi va a quota 8, e quindi sì, caro Ivan, stacchi tutti e sei il campione settimanale della settimana short di Affezio Giro. Caro Ivan 75, eccoti dunque giunto e tornato nell'albo dei campeon dell'Affezio Giro. Questo sfogliare di pagine è la mia agendina, che se un giorno dovesse capitare alle attenzioni delle forze dell'ordine potrebbe sicuramente valermi l'attenuante della perizia psichiatrica, perché non ci sarebbero obiezioni a riguardo. Ma oltre a ciò, prima della perizia psichiatrica, che comunque meriterei, anche solo come contributo alla scienza forense, eccolo qua, 15ª settimana benché shorts di Affezio Giro, e a vincere è Ivan 75. Ivan 75, potrai ritirare le tue fortune a partire da venerdì alle 17, perché questo è comunque regola. Intanto salutiamo Giuliano da Torino, Angelo, e poi il buon Anonymous che si è fatto vivo anche oggi, Claudio sempre che non mi dice niente, ma
in Grecia, e quindi un saluto anche a te. Manzoni, Riccardo da Varese, Roberto da Monza, e Goffredo l'abbiamo detto, e poi abbiamo Matteo da Gussago, e chi altro ci ha scritto? Laura da Torino. Un abbraccione a tutti voi e a tutte voi. Non abbiamo più tempo purtroppo per Affeziogiro e altre amenità, perché è il momento dello spazio Parlamento. Ve l'ho detto, oggi si va un po' di fretta. Boom boom boom. Qui Parlamento. Grazie collega Rossini, il collega Giglio Vigna del gruppo Lega, prego. Sì, grazie Presidente, anche meno di 3 minuti. Intanto grazie professoressa, perché insomma averla qui, la sua testimonianza diretta sia di cittadina italiana che vive nel Regno Unito, sia anche come appunto professoressa universitaria che esercita nel Regno Unito, è importantissima per noi. Allora, molto brevemente, anche noi pensiamo che un nuovo parliamo nell'ambito ovviamente della probabilità, perché è tutto talmente fluido in questa fase che il condizionale è d'obbligo. Anche noi pensiamo che un nuovo referendum sia praticamente impossibile. E neanche corretto da un punto di vista prettamente politico, perché in questa fase un nuovo referendum sarebbe forse inficiato da l'effetto psicologico di essere nel mezzo di questa fase di fluidità e quindi anche come dire di incertezza per i cittadini del Regno Unito. Pensiamo che la revoca dell'articolo 50, anche quello sia decisamente improbabile. Riteniamo, anche se riconosciamo il diritto della Gran Bretagna ovviamente a un no deal secco, riconosciamo però che la probabilità è bassa, seppur magari un po' più alta delle altre due prime casistiche, è comunque una probabilità bassa. Ecco, la data del 31 ottobre 2012 a nostro parere è del 31 ottobre 2018. Sì, stavo dicendo giusto? No, ho detto 18, scusate. La data del 31 ottobre 2019 è a nostro parere dove si voleva arrivare da parte del governo di Theresa May. L'ha detto anche il presidente Conte ieri. È uscita un'ANSA a tal proposito. La data deve essere abbastanza distante. A nostro parere cosa sta succedendo? Però volevamo un feedback da lei. A nostro parere sta succedendo che si aspettano le elezioni europee, di fatto si aspetta il crearsi di una nuova maggioranza in seno all'Europarlamento e il crearsi di una nuova Commissione europea, e una volta creatasi e insediatasi una nuova Commissione europea, partendo ovviamente dall'accordo che esiste già, quindi non un nuovo accordo, ma partendo dall'accordo che esiste già, le due parti dovrebbero riniziare, sempre usando il condizionale, dovrebbero riniziare a ridiscutere l'accordo e andando a sciogliere alcuni nodi, fra cui ovviamente quello dell'hard border nell'isola d'Irlanda, e l'accordo auspicabilmente dovrebbe essere un po' più flessibile nei confronti della Gran Bretagna. E nostra opinione, io lo dico sinceramente, che da parte della Commissione, da parte dell'Unione Europea ci sia stato un atteggiamento abbastanza rigido verso la Gran Bretagna. La semplifico al massimo: volete uscire, ma ne uscite pagando il prezzo più alto possibile.
Il problema è che questo è un boomerang anche ovviamente per l'Unione Europea e per i cittadini dell'Unione Europea. Ecco, volevamo sapere da lei come la pensa su questa situazione. E poi una domanda proprio tecnica sulla rappresentanza britannica in Europarlamento, perché durante il suo intervento l'ha accennato. Volevamo entrare un attimo nello specifico, quindi ci saranno le elezioni europee, verranno eletti e poi non parteciperanno e poi si ritireranno. Faccio proprio una domanda accademica, se può entrare nello specifico sull'argomento. Grazie Presidente, scusi se ho sforato, volevo anche ringraziare gli uffici perché questa mattina ci hanno consegnato un documento, un memorandum nuovo, fresco di questa mattina con le ultime novità anche del Consiglio europeo straordinario della notte scorsa, quindi grazie anche agli uffici per questo lavoro. Siamo sempre fieri. Qui Parlamento. E questo era quanto afferisce alla Brexit che è uno dei grandi rimossi, faccio subito questa autocritica dell'ultimo mese, ci facciamo sempre prendere dal cortile di casa, da quello che sta succedendo di qua, da quello che sta succedendo in Libia, da quello che sta succedendo al governo, e poi cosa si sta consumando di là della Manica abbiamo un po' dimenticato, e quindi cercheremo di recupereremo anche sulla Brexit. Intanto un saluto a Claudio che è mezzo greco da parte di mamma e quindi è visita, parenti, mare, cibo buono e uso, e mi scrive opa dalla Grecia il nostro Claudione. E noi cosa facciamo allora? L'avete sentita un po' in apertura, balliamo un po' e poi dopo ballato possiamo anche pensare di parlare di calcio, quel poco che basta per onorare il rito, perché subito dopo politica. I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you, baby. Don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man. And sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing like that. Cause I'm just the soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh Lord, don't you let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. E mi raccomando, Ivan75, preparati a godere della tua fortuna. Lasciamela in sottofondo, magari, che male non fa. Lì Manzoni se ne farà una ragione, tanto è lui che ci segue su YouTube, gli altri fortunatamente ci seguono ancora come una radio. Dicevo, Ivan75, preparati, mamma mia, boom boom boom, fortunello, fortunone. Facci sapere che piccole grandi fortune vuoi, se vuoi continuare la tua guerra di confine con la tua compagna, se continua, come sta andando, faccelo sapere, che noi manderemo tutti i nostri influssi benefici, è vero, verso questo ragazzo.
cultura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bindenberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lidl, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Donatimiento, riparte. È proprio lui, in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Pom pom. Pom 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 pom, è il momento del calcio e attenzione, lo dico soprattutto alle signore a casa, quelle che sono riuscite magari a dissuadere il marito da fare l'abbonamento alla Pay TV per vedere il calcio, a non fare quindi Sky, ma no, te lo vai a vedere al circolino, così magari la domenica vanno al circolino e uno respira un po', e oppure quelle che hanno detto anche sì al marito, ma no, ma non sta lì a perdere tempo, te la puoi sentire per radio, e la domenica il marito si mette sulle cuffiette e si sente la partita. E stasera però la televisione, care amiche, vi frega, perché stasera la semifinale di Coppa Italia è proprio in chiaro, si vede sui canali che tutti possiamo compulsare col telecomando e quindi non se ne esce. Stasera però è anche una bella partita, perché si tratta di Milan-Lazio, una partita tutta da vedere, tutta aperta, e che commentiamo con Alfonso Sciascia. Ciao Alfonso. Buon pomeriggio a tutti. Allora Alfonso, tu se non sbaglio sei un milanologo, giusto? Sì. Ecco, sì. Quindi siamo capitati nell'incrocio giusto tra il nostro palinsesto e ciò che c'è da commentare. Da milanologo ti chiedo un prepartita, che Milan sarà stasera sia tatticamente sia psicologicamente? Ma allora, praticamente sarà un Milan rinnovato, perché appunto stasera Rino Gattuso dovrebbe schierare un Milan con dei giocatori inediti, vedi Caldara in una difesa 3 appunto composta da Caldara centrale, che riprende un po' la posizione in cui ha fatto benissimo con l'Atalanta. Purtroppo questo giocatore l'abbiamo potuto vedere pochissimo quest'anno per via di numerosi guai muscolari, e la scelta di schierarlo titolare in una partita delicata e decisiva come stasera ha fatto un po' discutere. Quindi ci sarà questa difesa 3 con un centrocampo con degli innesti nuovi, più freschi, vedi Laxalt, Calabria adattato in un ruolo fuori dalla difesa centrocampo, e poi l'attacco vede il polacco Piontek con un Suso che nell'ultima apparizione contro il Parma non ha fatto malissimo, e un Castiglieco che quando entra dà qualcosa in più che altri giocatori non danno, vedi Cialanoglu. E quindi è un Milan rinnovato, un Gattuso che rischia. Ci sono state anche delle critiche, perché c'è chi vedrebbe in una partita così importante magari un modulo più usato, però sta di fatto che il Milan in campionato tentenna e ha fatto solo 5 punti in 6 partite, quindi secondo me ci sta a rischiare un po' di più. Ecco, ma dov'è il rischio tatticamente di fare questo genere di innovazione? È una faccenda proprio così chimica, cioè la disposizione in campo poi vorrà dire che ci saranno sbilanciamenti in avanti, questi nuovi innesti, nuovi fino a un certo punto, insomma questi esperimenti sono degli esperimenti, oppure c'è una base su cui Gattuso secondo te si affida? Allora, sicuramente la difesa 3 l'ha fatta, il mister l'ha schierata solo 2 volte in campionato, è una difesa a cui storicamente il Milan non è abituato, perché il Milan ha sempre avuto una difesa 4, i meccanismi difensivi cambiano, perché comunque sì, ci sono dei giocatori che hanno esperienza con la difesa 3, ma cambia poi tutto il meccanismo della squadra in sé. Ci sarà più spinta sicuramente sui laterali di centrocampo, perché il Calabria, visto terzino in difesa, non ha fatto impazzire nelle ultime apparizioni, quindi sarà anche un banco di prova per il giocatore bresciano.
e sotto il punto di vista dell'attacco cambia poco. Diciamo che anche secondo me, avendo visto il Milan da vicino nelle ultime apparizioni, questo 3-4-3 vuole anche fare in modo che arrivino più cross dai laterali per Piontek, perché si è visto servito poco in queste ultime partite. Ecco, mentre dalla Lazio ci si aspetta una partita davvero col coltello tra i denti, anche perché c'è da vendicare, usando le dovute virgolette, quanto accaduto in campionato con quello sfottò con la maglia di Acerbi che tante polemiche ha provocato. Sì, è una Lazio comunque, ricordiamo, sia Milan che Lazio non vengono da momenti esaltanti, viene addirittura da una sconfitta che ha dato clamoroso la Lazio, perché è andata a perdere con il già retrocesso Chievo, è stato vittima anche di un brutto gesto il Milinkovic-Savic, perché è stato espulso con un calcione che ha rimediato a Stepinski, quindi arriva in un momento non facile. A livello di formazione dovrebbero essere titolari tutti i giocatori che hanno più qualità per la squadra di Inzaghi, quindi dentro Milinkovic-Savic, Correa, Immobile, Lucas Leiva, Luis Alberto, quindi secondo me Inzaghi punta molto sull'aspetto qualitativo. Sta di fatto che avendo pareggiato 0-0 all'andata, la Lazio con un gol in trasferta potrebbe essere qualificata, quindi se stiamo ai numeri ha quel vantaggio in più. È una partita decisiva per Inzaghi, perché Lotito in queste ultime settimane ha fatto capire di non essere soddisfatto sull'andamento della squadra biancoceleste. Paradossalmente è più tranquillo Gattuso, che pure sta rischiando di dilapidare una stagione, visti gli agganci recenti in zona Champions. Paradossalmente sì, però poi ci sono voci insistenti che vedono un Gattuso non certo della permanenza rossonera, anche qualora il Milan raggiungesse il quarto posto Champions. Ovvio che se poi arriva anche la finale di Coppa Italia, il gioco del Milan migliora, magari le dinamiche potrebbero cambiare, però poi si sa che in estate tutto può succedere. Tutto può succedere. Gattuso, da quanto filtra, ha molte richieste in Serie A e anche in Premier, quindi non si può ancora definire il futuro di Gattuso né quello di Inzaghi, perché comunque se dovesse arrivare un'eliminazione questa sera dopo la sconfitta col Chievo, la panchina di Inzaghi traballerebbe non poco. E lì insomma vedremo come andrà a finire. Sicuramente ci sarà la partita da vedere questa sera addirittura su Rai 1, quindi da questo punto di vista proprio nazional popolare. Grazie ad Alfonso Sciascia per questa chiacchierata. Grazie a voi, buona serata. E detta la nostra su Milan-Lazio di questa sera, dove andiamo? Andiamo a parlare di politica. Sì, siamo arrivati allora 17:13, iniziamo a mandarvi la conferenza stampa di Matteo Salvini, ve la faremo sentire più o meno tutta, perché sono tutte cose importanti, sia quando parla della politica, dello scenario, della crisi eccetera, sia quando parla delle cose che sta facendo con il Ministero degli Interni, che ultimamente la comunicazione dei quotidiani eccetera sta tralasciando in favore della polemica, un meccanismo che ci sta, ma che ovviamente noi a Radio Padania cerchiamo nel nostro piccolo di compensare e contenere. Al termine le vostre telefonate dovremmo indicativamente riuscire ad avere una mezz'ora buona per sentire le vostre voci e anche i vostri WhatsApp, che potete però scriverci da subito, mentre sentiamo il Matteo Salvini potete dirci che cosa ne pensate, alla fine li leggeremo. Quindi musica, maestro. Grazie al lavoro paziente, puntuale, preciso, concreto delle nostre forze dell'ordine a tutti i livelli, stamattina posso presentare a voi e a tutti i cittadini italiani i dati ultimi, aggiornati, veritieri, inconfutabili sul tema immigrazione, presenti, assenti, espulsi, accolti, per quello che riguarda il nostro paese, con dati assolutamente positivi, aggiornati, ripeto, a oggi 24 aprile. Il dato più significativo è quello sulle presenze di irregolari stimati. In Italia ovviamente si può parlare di stima, essendo irregolari non c'è un dato certo, evidentemente c'è un dato presunto che però vi vado a esporre
che è molto 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 più basso fortunatamente rispetto a quanto anch'io potessi presumere, a quanto qualcuno va narrando in questi giorni. Partiamo dagli arrivi, comunque, che è il dato ad oggi. Sbarcati ad oggi dal 1 gennaio 666, numero abbastanza inquietante, comunque 666, a fronte degli 8.930 del 24 aprile dell'anno scorso, visto che c'è il giochino, paragoniamo Minniti, Salvini, Salvini, Minniti, quindi è un meno 93% rispetto all'anno scorso. Per quello che riguarda il numero degli allontanati dal territorio nazionale, ad oggi il numero è di 5.568, ci sono 2.053 rimpatriati, 437 riammessi nei paesi di provenienza, più 3.078 respinti alla frontiera, quindi arrivati, salutati e allontanati. Quindi a fronte dei 666 sbarchi fra respinti, riammessi e rimpatriati in nave o in aereo, il numero è 5.560, quasi 5.000 fra il dare e avere. Numero degli irregolari stimati, ripeto, qua non c'è un dato evidentemente preciso al millimetro, però io ho chiesto, e il lavoro è stato fatto in maniera assolutamente precisa, puntuale, il raffronto fra gli stranieri sbarcati in Italia dal 2015 ad oggi e le richieste di riammissione in Italia di stranieri arrivati in Italia ma adesso presenti in paesi europei che non siano l'Italia, quindi gente che è arrivata in Italia, poi è andata in Francia, è andata in Finlandia, è andata in Germania, è andata in Spagna, è andata ovunque e quindi non è più sul territorio nazionale. Allora, gli sbarchi sono stati 478.000 in questi 4 anni e spicci e le presenze certificate in paesi europei che chiedono all'Italia di riammettere, e ovviamente noi a tutti diciamo prima risolviamo il problema dei confini esterni e poi ci occupiamo eventualmente dei movimenti secondari. Le richieste da altri paesi sono 268.000, quindi ai dati dei 400, 500, 600.000 irregolari stimati fino a ieri, dico fino a ieri perché questi dati mi sono arrivati stamattina sulla scrivania, questi 268.000 non sono in Italia, quindi vanno detratti dal monte totale, ne abbiamo riaccolti 32.000, quindi erano circa 300.000 quelli che erano all'estero, di questi 300.000 il 10% sono tornati in Italia, 268.000 sono ancora soggiornanti in altri paesi. Quelli che sono ad oggi in accoglienza in Italia, quindi centri di accoglienza temporanea, CARA, hotspot, SPRAR, eccetera, eccetera, al 18 aprile sono 119.000, a fronte dei 184.000 del 1 gennaio 2018, quindi siamo a un meno 65.000 presenze a carico dei cittadini italiani, quindi calcolate voi il risparmio. Quindi fra quelli all'estero, che sono 268.000, quelli alloggiati, che sono 120.000, quindi siamo a 388 rispetto ai 478 sbarcati, coloro che sono sbarcati e poi di cui non si ha traccia sono circa 90.000. Sono tutti in Italia? Non lo so. Una parte di questi è in Francia, in Portogallo, in Germania, in Spagna e non sono stati ancora identificati e quindi non ci hanno ancora chiesto di prenderli in carico? Non lo so. Sicuramente di questi ultimi 4 anni e mezzo, 2015, 2016, 2017, 2018, aprile 2019, la differenza fra sbarcati, accolti, spariti all'estero è di 90.000 massimo.
Quindi questo è il numero di irregolari massimo stimabile ad oggi in Italia degli arrivati negli ultimi 4 anni e mezzo. Dico massimo perché per quello che ne sappiamo noi di questi X mila potrebbero essere in altri paesi europei come gli altri e non essere stati ancora individuati. Sicuramente è una cifra importante, sicuramente è una cifra su cui stiamo lavorando, non sono le centinaia di migliaia che temevo e di cui si parlava. Stiamo lavorando per le espulsioni. Per espellere ovviamente devi trattenere. Un altro dato importante è quello dei posti nei centri per i rimpatri, perché se io non ho posti per espellere non posso espellere. Sono arrivato che i posti nei CPR erano 425 perché non si facevano più centri per le espulsioni. Ad oggi sono 672, quindi li abbiamo incrementati di 250. Nelle prossime settimane arriveranno a disposizione altri 250 posti fra Bari, Roma, Torino e Potenza. Altri 400 posti arriveranno pronti entro ottobre e sono i CPR di Gradisca di Sonzo, Milano, Macomer e Modena. Quindi noi arriviamo a ottobre 2019 con 670 posti in più, quindi arriviamo a triplicare il numero di posti a disposizione per gli immigrati che possono essere espulsi. Quindi ai 672 se ne aggiungeranno altri 670, quindi saranno circa 1400 rispetto ai 400 trovati. Ovviamente bisognerà riempirli, stiamo lavorando con alcuni paesi, Nigeria e paesi centroafricani in primis, per implementare il numero di rimpatri. Saremo come governo in Tunisia settimana prossima, il 30, per rafforzare l'accordo col governo tunisino anche su questo fronte. Però il combinato disposto di meno 93% di sbarchi, triplo dei posti nei centri per le espulsioni che ci permettono di chiedere di aumentare la quota di espulsione, il dato aggiornato degli irregolari sbarcati in Italia adesso presenti all'estero che a stamattina questi sono numeri ufficiali, 268.839, ci dicono che negli ultimi 4 anni e mezzo, a essere pessimisti, si ha una clandestinità in Italia di circa 90.000 soggetti massimo, che è nostro compito andare a esaurire, con i dati che comunque fra respingimenti alla frontiera, riammessi nei paesi di provenienza e rimpatri ci fanno ben sperare. Non vi annoio con altri numeri. L'anno scorso è stato l'anno record di soggetti espulsi perché pericolosi per la sicurezza nazionale. Sono stati 126, negli anni precedenti erano stati 66 e 105, questo per firma diretta del ministro e del prefetto. Un ultimo dato aggiornato a stamattina di attualità e interesse, penso, per i giornalisti e per i cittadini italiani, è il censimento delle presenze islamiche organizzate in Italia. Secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine e dalla Polizia di Stato, ad oggi si contano 1382 associazioni culturali islamiche in Italia, di cui 1068 sono anche utilizzate come luogo per la preghiera. Ovviamente è pieno di persone per bene, ma ci sono anche realtà che sono attenzionate dalle forze dell'ordine per individuare presenze di fanatici ed estremisti. La suddivisione per macro aree ci dice che al nord ci sono 840 associazioni islamiche, al centro 262 e al sud 279. Tra le associazioni censite l'assoluta maggioranza è di credo sunnita, 1161, di cui quelle di ispirazione salafita, che sono quelle più radicali,
e intransigenti sono 44. Questo per dire che il livello di controllo e prevenzione in Italia penso sia fra i più elevati ed efficienti in Europa e nel mondo. Poi, per carità di Dio, le iniziative dei singoli sono sempre difficilmente individuabili, però io ringrazio le forze dell'ordine che hanno permesso agli italiani di passare anche quest'anno una Pasqua e una Pasquetta nel controllo e nella serenità. Quindi, al di là dei ministri che passano, abbiamo un comparto sicurezza di assoluto e totale livello. Ultime due note, questo è quello a cui tengo perché sono numeri che penso possano rasserenare e confortare i cittadini italiani. Due note di attualità politica, nessuna polemica con i cittadini di Roma evidentemente, che hanno tutto il mio sostegno, la vicinanza e la solidarietà perché meritano una città più pulita, più ordinata, più controllata, più efficiente. Io ricordo che il Ministero dell'Interno ha stanziato nel decreto sicurezza 10 milioni di euro per Roma, con scuole sicure 724.000 euro per Roma. Sono arrivati da ottobre dell'anno scorso ad oggi 136 poliziotti in più. Nel piano di riorganizzazione della Questura di Roma, solo per la Questura di Roma a organico definito, ovviamente non si parla di 3 mesi, ma è il piano di assunzioni straordinarie che entra in vigore da quest'anno, 844 poliziotti in più. Quindi fra quelli arrivati e quelli che sulla carta è scritto nero su bianco arriveranno siamo a 1000. Per esattezza 980. Permettetemi l'arrotondamento a cui aggiungo i 40 militari arrivati, quindi sono 1000 donne e uomini delle forze dell'ordine che tuteleranno la sicurezza dei cittadini romani. Si può sempre fare di più e meglio, stiamo ragionando come Lega un piano di azione e intervento straordinario su Roma Capitale, perché la capitale del nostro paese è il biglietto da visita per milioni e milioni di turisti che non meritano le scene che vedono a Termini, in pieno centro, piuttosto che a Tor Bella Monaca o a Ostia. Non c'è bisogno solo di soldi, ma c'è bisogno di un'amministrazione efficiente e funzionante. Non è una polemica, io non ho voglia di polemizzare con i sindaci, lavoro bene con tutti i sindaci. I numeri dicono che gli sforzi che abbiamo fatto su Roma non li abbiamo fatti ovviamente per nessun'altra città italiana. Mi piacerebbe che ognuno facesse il suo lavoro. Il Ministro dell'Interno investe in poliziotti e telecamere, il sindaco dovrebbe investire in qualità della vita per i cittadini romani, cosa che ad oggi non mi sembra sia, quindi non è un litigio, una polemica. Le porte del Viminale sono aperte, il sindaco l'ho incontrato 2, 3, 4, 5 volte, siamo a disposizione per risolvere, però serve una marcia in più. I romani hanno bisogno e meritano una marcia in più. Domani e dopodomani sarò in Sicilia, ovviamente il 25 aprile è festa per me, come è festa per tutti gli italiani. Veramente queste sono polemiche tristi a sinistra, io leggo cose demenziali e deliranti. Siamo in democrazia grazie a chi ha combattuto e ha perso la vita per lasciarci questa democrazia. Penso che il Ministro dell'Interno abbia fra i suoi diritti e doveri sicuramente quello di ricordare, di omaggiare il sacrificio di chi ha combattuto per questa libertà, però io vengo pagato per ricordare, ma per liberare il paese dall'occupazione militare della mafia, della camorra e dell''ndrangheta. E quindi sono orgoglioso di essere a disposizione dei milioni di siciliani e italiani per bene che non si identificano con l'etichetta di mafiosi, camorristi, 'ndranghetisti, e quindi a maggior ragione il mio e il nostro nome non può essere associato a nulla che puzzi anche da lontano di mafia, quindi si sciacqui la bocca chi parla di Lega a proposito di mafia. I numeri che vi ho portato mi rendono orgoglioso di fare il Ministro dell'Interno di questo paese da 10 mesi e conto di farlo per 4 anni e 2 mesi, visto che abbiamo giurato il 1° giugno dell'anno scorso, e quindi è mia intenzione continuare in questo lavoro per tutto il mandato che gli italiani e il Parlamento mi hanno assegnato
Noi ci fermiamo per un attimo, fin qui avete sentito le due sottolineature anche riprese da tutti i giornali, si sciacqui la bocca a chi accosta la Lega alla mafia e l'intenzione il 25 aprile di essere a Corleone per la liberazione, sì, ma anche dalla mafia. Una breve pausa, poi ancora Salvini e poi le vostre telefonate. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormir bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Una voglia, intenzione o fretta di mandare a votare gli italiani che hanno bisogno di stabilità, coerenza, tranquillità, idee chiare a medio e lungo termine. Se ci sono domande, rispondo più che volentieri. Allora, sì, signor Ministro. Elisa Santarelli di Prima Pagina. Buongiorno Ministro, sono Elisa Santarelli di Prima Pagina Informazione Parlamentare. Prego. Allora, i numeri che lei ha appena citato in effetti le danno ragione sul fatto di combattere l'immigrazione clandestina e lei sicuramente sta facendo un ottimo lavoro. Ad ogni modo però abbiamo sempre la spada di Damocle del Global Compact for Migration. Il Global Compact l'Italia non l'ha sottoscritto perché Fratelli d'Italia presentò una mozione che è stata approvata il 27 febbraio, però in quella mozione la Lega e il Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Ci vedo una contraddizione, me la può spiegare cortesemente? La sua domanda comprende la risposta. Il governo italiano ha firmato il Global Compact? No. Basta. Io vado ai fatti, non alle mozioni. Con tutto rispetto per le mozioni parlamentari, sono pieni i cassetti parlamentari di mozioni e ordini del giorno. A me interessano i fatti e il governo italiano non ha firmato il Global Compact, senza aver bisogno di mozioni da parte di nessuno. Lello Trocchia, La 7, Piazza Pulita. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Senta, ha parlato di lotta alle mafie. Il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, magistrato antimafia, ha detto: la difesa di Siri da parte della Lega può essere un segnale alla mafia. Cosa ne pensa? E parlando di immigrazione le volevo anche chiedere, non pensa di applicare 2 pesi e 2 misure, una severità enorme nei confronti degli ultimi, penso ai trattenuti in mare, e un'indulgenza nei confronti dei potenti, considerando che Armando Siri ha patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta, è indagato per corruzione e avrebbe, secondo l'accusa, fatto pressioni per favorire misure care a Paolo Arata. Grazie. Abbiamo piena fiducia nella magistratura, che farà bene e velocemente il suo lavoro. Spero velocemente. Non commento le parole dei magistrati e io la mafia la combatto.
e ho diverse minacce di morte da diversi clan. Quindi se stessi simpatico a qualche mafioso farei un altro mestiere. Io sono disposto a dare la mia vita per liberare questo paese da mafia, camorra e 'ndrangheta. Prendo atto delle dichiarazioni di qualcuno che non mi fanno né caldo né freddo. Allora, Angelo Amante, Reuters. Buongiorno signor Ministro. Lei ha appena detto che ha rigarantito nuovamente la lunga vita del governo, però diciamo abbiamo notato tutti i contrasti. Siamo tutti nelle mani del buon Dio, quindi questa è la mia volontà. Poi... I contrasti degli ultimi giorni li abbiamo visti. Se lei può garantire quindi nuovamente che anche dopo le elezioni europee il governo andrà avanti, e se andrà avanti se le cose cambieranno comunque e in che modo subito dopo l'appuntamento elettorale. Guardi, io mi sono impegnato a non rispondere più a polemiche, provocazioni o insulti. Basta scorrere le agenzie quotidiane anche oggi, 5, 6, 7, 8, 10 da parte degli alleati dei 5 Stelle. I ministri, i deputati e i senatori della Lega hanno l'indicazione di lavorare e non rispondere. Quindi questa domanda sulla volontà di andare avanti col governo dovreste farla a qualcun altro, perché oggi ho visto che, almeno prima di scendere da voi, sono fermo a 3 ministri, più un numero imprecisato di sottosegretari e parlamentari semplici degli amici dei 5 Stelle che ce l'hanno con me. Io ho passato la mattinata sui numeri di cui vi ho parlato. Quindi per quello che mi riguarda l'Italia merita un governo che con serietà lavora per i prossimi 4 anni. Spero che anche gli altri la smettano di far polemica e seguano l'indicazione degli italiani, che è quella di lavorare, lavorare, lavorare. Poi, ripeto, non ho nostalgia del passato, non ho contatti col passato e guardo al futuro. Gli italiani ci stanno premiando come primo partito di questo paese. Il 26 maggio, se cambia qualcosa, cambia in meglio per l'Europa. A livello di equilibri di governo, per me non cambia nulla. Non chiederemo nulla in più e nulla in meno. È l'ultima chance per l'Europa di sopravvivere. Se l'Europa continuasse a scegliere il passato, cioè democristiani e comunisti, sarebbe la fine. Ci sono altre domande? Cognome e testata, cortesemente. Sì, Stefano Corradino, Rai News 24. Ministro, torniamo all'immigrazione. Lei ha esaltato i numeri degli allontanamenti, ma molti delle persone che sono respinte poi rifiniscono in luoghi di detenzione come i carceri della Libia, che sono veri e propri luoghi di tortura in alcuni casi. Ieri ne sono morti altri 2 migranti. Questa cosa non la preoccupa? Noi stiamo lavorando, forse non dico gli unici, ma fra i pochi, per la pace in Libia e perché i diritti umani civili vengano tutelati in Libia come in tutto il Nord Africa. La situazione bellica in Libia ci dice che altre potenze non stanno lavorando nella stessa direzione. Chiaro che con una Libia stabilizzata è più facile parlare di diritti umani e portare i nostri valori anche oltre Mediterraneo. In una situazione bellica dove stanno parlando i missili e i carri armati è più complicato. Detto questo, mi pagano lo stipendio per difendere la sicurezza dei cittadini italiani. L'allarme di infiltrazioni terroristiche in eventuali nuove partenze c'è, e quindi mio dovere è continuare a presidiare i confini e i porti e i mari italiani. Alberto Sofia, fattoquotidiano.it. 2 questioni. Intanto Prego. Sulla questione Siri, che voi continuate a blindare. Da questo punto di vista, ieri c'è stata una richiesta ufficiale da parte di Conte sulle dimissioni, dato che i 5 Stelle continuano a dire che l'uscita di Siri da parte del governo è essenziale. E sulla questione Salva Roma, invece, dato che le dice nessuna ritorsione su Raggi, volevo chiederle perché a questo punto 20 giorni fa, il 4 aprile, in una mail Garavaglia dava il suo ok al Salva Roma. Da questo punto di vista cosa è cambiato, se non è effettivamente soltanto un calcolo elettorale? È cambiato che tanti altri sindaci con comuni coi conti in difficoltà mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma perché noi no? Da nord a sud, giustamente, centinaia. Ci sono centinaia di sindaci con problemi nei bilanci comunali. E quindi o si aiutano tutti
oppure non ci sono sindaci più simpatici e sindaci meno simpatici. Questo ho detto ieri in Consiglio dei Ministri. Visto che è una situazione che colpisce centinaia di comuni da nord a sud, ripeto, Alessandria, Savona, Roma, Catania e la Calabria, bene, portiamo un pacchetto di aiuto ai comuni in difficoltà, non a un comune, a tutti i comuni in difficoltà. E quindi spero che il governo lo faccia il più velocemente possibile. Per quanto riguarda Siri, posso solo ribadire che abbiamo fiducia nella magistratura che lavori bene e velocemente. E in Italia, fortunatamente, visto che tutti si rifanno alla Carta Costituzionale, che è la più bella del mondo, si è innocenti fino a che non si è condannati, fino a prova contraria. E quindi... Una richiesta da parte di Conte? Chiedevo? No, però ripeto, contiamo che i magistrati lavorino bene, serenamente e velocemente, come sempre fanno in questo Paese. Un'altra domanda? Sì. Buongiorno Ministro, Giovanni Grezzi, agenzia France Press. Sugli sbarchi, lei ha citato delle cifre, ma ha delle cifre sui cosiddetti sbarchi fantasma, quelli non registrati, si sa qualcosa? La ringrazio per la domanda che mi permette di dare una risposta. No, questo 666 comprende anche gli sbarchi fantasma, che una volta che uno mette piede a terra non sono più fantasma. Nel senso che noi in questi 666 sono compresi i barconi e i barchini, ultimi dei quali i 17, se non ricordo male, trovati ieri, non si sa bene arrivati come, su un isolotto dell'arcipelago delle Tremiti. Quindi questo dato comprende tutti gli sbarcati in Italia, ma lo dico anche al sindaco di Lampedusa che dice ma qua ne arrivano e non sono censiti. In questi 666 ci sono tutti quelli che sono arrivati via mare col pedalò, con la mongolfiera, con la canoa, col barcone, con le ONG dal 1° gennaio di quest'anno. E vengono rintracciati a terra, identificati, alcuni fanno domanda d'asilo, altri non fanno domanda d'asilo, però questo comprende tutti i rintracciati arrivati dal Mediterraneo. Ancora una domanda? Sì, buongiorno, Camilla Corsi, agenzia giornalistica radiofonica, Milano. Volevo sapere due cose. Uno, se l'annuncio della Lega, del governo o di lei personalmente della costruzione di altri centri d'accoglienza in Friuli Venezia Giulia è in porto. Sì. Poi volevo sapere se a Bergamo, perché secondo lei la Lega tutta ha deciso di non partecipare al corteo della liberazione. Non è solo il fatto di un singolo, ma il fatto di un partito intero. Cosa rappresenta per lei? No. Allora, innanzitutto sui CPR ribadisco che entro ottobre 2019 arriveranno a disposizione 660 posti in più per le strutture di Bari, Roma, Torino, Potenza, Gradisca di Sonzo, Milano, Macomer e Modena. Questi sono quelli in lavorazione. L'obiettivo è di avere un centro di rimpatrio in ogni regione. C'è qualcuno che dice no a prescindere, ad esempio la regione Toscana dice mai nella vita, secondo me sbagliando perché è interesse anche degli immigrati per bene che si possano espellere gli immigrati per male, però stiamo lavorando perché ogni regione italiana, so che la Liguria ci sta lavorando, so che la Campania ci sta lavorando. Se ogni regione ha un punto di raccolta per espellere gli irregolari, intanto se rispettiamo questa scadenza, che penso siano ampiamente rispettate, ripeto, più che triplichiamo i posti a disposizione per le espulsioni. Per quanto riguarda il 25 aprile, per me è festa, perché la democrazia è un valore, siamo figli di chi ha dato la vita per consegnarci le libertà di cui oggi godiamo, e poi ognuno celebra il 25 aprile come ritiene. Adesso io non ci sono indicazioni di partito. Io ricordo che in alcuni 25 aprile sono andato ai cortei in piazza, in alcuni 25 aprile sono andato a vedere delle splendide mostre in splendidi musei. L'unico auspicio che posso fare è che non ci siano i soliti squallidi, ipocriti, vigliacchi, attacchi da parte di sedicenti eredi dei partigiani alle brigate ebraiche che sfileranno nelle piazze italiane. Scene tristi a cui abbiamo assistito a Milano, a Roma, in altre città. Spero che vengano rispettati tutti coloro che sfileranno domani, perché c'erano i partigiani rossi, come c'erano i partigiani bianchi, come c'erano i partigiani verdi e come c'erano partigiani di ogni credo e cultura politica, sociale
e familiare, quindi non è un'esclusiva del colore rosso, è un patrimonio di tutti e spero che domani non ci siano fischi a chi sfilerà con la bandiera di Israele, perché penso che siano assolutamente e totalmente legittimati a farlo. Buongiorno Ministro, sono qua. Dove? Destra. Ah. Okay. Giulia Prosperetti, il Quotidiano Nazionale. Io vorrei sapere, lei ha parlato di 119.000 ancora persone nei centri di accoglienza in Italia. Vorrei sapere qual è la sorte di questi 119.000, qual è l'iter che è previsto? Dipende da che fine faranno le domande di asilo che avranno posto. Se volete, non ce le ho, però vi mando il dato aggiornato, non so se ce l'abbiamo, sicuramente entro oggi, del numero di domande esaminate con le percentuali di accoglimento e di respingimento, però vi può essere fornito entro oggi. Alcune migliaia di permessi umanitari si trasformano in permessi a lungo termine perché viene trovato un lavoro, e quindi ci sono migliaia di persone che rimangono qua regolarmente perché hanno un contratto di lavoro regolare. Altre persone in difficoltà, questi sono compresi anche i minori, ovviamente, che in Italia sono e in Italia rimangono perché giustamente non sono allontanabili ed espellibili. Coloro i quali avranno una domanda negata si metteranno in lista per essere allontanati dal paese. Quindi c'è chi si ferma, c'è chi ha ricongiungimento familiare, c'è chi chiederà di essere accolto in altri paesi in base ai ricongiungimenti familiari o a fabbisogni lavorativi. Quindi all'interno di questi 119.000 ci sono tante variabili. E i tempi di esame di queste domande, perché in passato negli ultimi anni abbiamo avuto dei tempi veramente lunghi e sul territorio questa cosa si è notata molto. Penso di poter dire che si siano dimezzati, anzi ci sono alcune commissioni territoriali che hanno sostanzialmente esaurito il loro lavoro grazie alle assunzioni che abbiamo fatto, e quindi questo personale verrà destinato ad altre province che hanno un pregresso più ingente, però abbiamo più che dimezzato i tempi di esame delle domande. Non ci sono altre domande. Buon lavoro a tutti. E questa era la conferenza stampa di Matteo Salvini, avete sentito, insomma, molto pregna di contenuti sia dal punto di vista dell'agenda del Viminale sia dalla strigliata che viene data alla politica. Vengono ribadite anche alcune questioni di principio, tra cui il garantismo, ossia se una persona è indagata vuol dire che è innocente fino a prova contraria, dice sostanzialmente Salvini sul caso Siri, sperando che ci sia un'azione veloce della magistratura che faccia chiarezza. E sulla tenuta del governo i toni vengono smorzati, anche se tutti i quotidiani sostanzialmente raccontano una serata di fuoco ieri nel Consiglio dei Ministri per riuscire a trovare la famigerata quadra sul cosiddetto Salva Roma, al momento stralciato dal decreto del governo, ma in generale nei rapporti con l'alleato a 5 Stelle. Allo 0266 20 35 29, se volete potete già iniziare a dire la vostra, sia sul governo, su quello che sta succedendo con il Movimento 5 Stelle, sia su quelle che sono ovviamente le tematiche che vengono correlate a questo scontro. Da una parte il decreto Salva Roma, dall'altra la faccenda che riguarda Armando Siri. Si è appena spenta l'eco della foto con la mitragliatrice postata da Luca Morisi sui social, che tante polemiche ha acceso, soprattutto a sinistra. Vi è anche il tema del 25 aprile, la scelta di Matteo Salvini di andare in Sicilia senza, per questo avete sentito, nulla togliere alla celebrazione del 25 aprile come festa di liberazione dal nazifascismo e come giornata in cui si celebra soprattutto la conquista della democrazia. Anzi, proprio in nome della democrazia, un auspicio finale, quello di Salvini, a non vedere discriminazioni nelle piazze dei cosiddetti democratici. Allo 0266 20 35 29, se volete, le linee sono aperte, libere, spalancate. I temi sono questi, le domande che ne scaturiscono sono quelle che vi suggerisce il vostro istinto.
Da una parte ci si può fare la grande domanda, quella su cui ponzano un po' tutti, ossia questo governo durerà davvero fino alla fine della legislatura oppure siamo arrivati di fatto a uno stallo, a una corrosione dei rapporti politici e forse anche umani tali che dopo le elezioni europee bisogna aspettarsi qualcosa. E poi il tema della crisi istituzionale ci sarà oppure non ci sarà, ma soprattutto su queste elezioni europee, secondo voi la Lega quale direzione deve prendere per riuscire a capitalizzare in senso politico l'azione di governo fatta fin qui? Queste ovviamente sono tematiche che possono riguardare soprattutto il nostro pubblico più affezionato e più, oggi è il giorno buono per usare il termine, partigiano dal punto di vista leghista, ma se volete ovviamente potete intervenire anche assumendo altri punti di vista, investendo questa situazione dalla vostra prospettiva. E questo è il senso del filo diretto, vi ricordo, senza filtri né censure, allo 02 66 20 35 29 dovete solo prendere il telefono e telefonarci, dopodiché potete dirci quello che volete. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, ciao, sono Ornella, ciao. Ciao Ornella, benvenuta. Marco. Senti, svelami l'arcano. Ci proviamo. Dice Di Maio, non so, leggevo oggi, chi nega il 25 aprile è quello che è stato avere una con gli antiabortisti. Mi spieghi qual è il nesso, per cortesia? Questo è curioso perché avete sentito tutti, no? Avete sentito tutti, Matteo Salvini non ha negato il 25 aprile, quindi quello che dice Di Maio. Dice Di Maio però noi abbiamo sentito questo tizio che è Matteo Salvini che ha parlato e che ha detto il 25 aprile è la festa di liberazione dal nazifascismo, la democrazia, eccetera, eccetera. Non l'ha negato il 25 aprile. No, ma lo dice Di Maio, però non vedo il nesso con Verona. Infatti, peraltro non vedo neanche io il nesso con Verona, ma detto ciò, non essendoci il fatto, direi che possiamo lasciare scivolare questa polemica di Di Maio laddove merita di scivolare. Non so cosa ne pensi tu. Ok, comunque povero Salvini, ma spero che vada tutto bene, che prenda sempre più voti e che la finiamo perché non se ne può più. Ciao. Grazie mille alla nostra Ornella. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Pinti, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, eccoti, benvenuto. Allora, da una grondaia oggi? Cosa? Ci parli da una grondaia oggi? No, da casa mia. Perché abbiamo l'audio un po' disturbato, proviamo a sistemarlo, Carnelli. Va meglio così, non lo so. Sì, ecco, adesso un po' meglio. Perché non sto neanche usando il telefono, sto usando il cordless. Quindi... perfetto. Allora, semplicemente, i 5 Stelle era un partito nato per più o meno arrivare al 20%, invece sono stati premiati con oltre il 30%. Noi, in questo anno di governo, 9 mesi alla fine della fiera, abbiamo recuperato siamo andati noi oltre il 30%, sì. Loro hanno perso 10-12 punti. Francamente Di Maio penso sia disperato, perché se dovesse andare male alle europee, la sua figura di rappresentante politico dei 5 Stelle potrebbe andare a farsi friggere. Quindi sono disperati, o perlomeno Di Maio è disperato, perché se non recupera politicamente potrebbe anche essere morto. Il problema è poi la parte sinistra del movimento, che secondo me è preponderante. Cioè Di Maio non pensava mai di dover fare un governo con la Lega, perché secondo me Di Maio pensava di fare un governo col PD. Di Maio comunque i suoi praticamente burattinai, quindi questo era un governo che non doveva forse nemmeno nascere. E adesso c'è la parte sinistra che probabilmente sta cercando di far cadere questo governo nella speranza di poter fare il famoso governo col PD che tanto parla il titolare del Fatto Quotidiano. Tutti coloro, poi chiudono, sì, che auspicano dalla nostra parte di farla finita con i 5 Stelle dovrebbero ricordarsi che cosa avevamo combinato quando eravamo con Berlusconi. Qualcuno mi dirà sì, va bene, però eravamo al 4, 5, 6, 7%, l'8%, quello che vuoi. Però noi con Berlusconi non abbiamo concluso assolutamente niente. I casini che c'erano nel governo, dei governi Berlusconi ce li ricordiamo bene, vero? Fini, Casini, Buttiglione, Donofrio e tutta la compagnia cantante. Sì. Quindi pensiamoci bene prima di far cadere questo governo, perché io non vorrei che o nascesse un governo 5 Stelle PD, e secondo me Mattarella non aspetta altro,
oppure arriva il famoso governo Cottarelli o Montibiso o chi per loro. Ciao, grazie. Il grande rischio è certamente questo, no? Perché si fa presto a dire elezioni, poi bisogna passare dalle consultazioni. Se vi ricordate, l'ultima volta ci abbiamo perso 3 mesi a guardare i corazzieri per interi pomeriggi in diretta con voi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao. Sì, ciao, benvenuto. Niente, condivido quello che ha detto l'ascoltatore prima. Infatti i tradimenti erano già iniziati quando è stato il problema della Sea-Watch e l'altra nave che addirittura volevano processare Salvini, e da lì si capisce che già le cose non andavano bene. Sì. Poi siccome loro adesso hanno da noi sono state approvate, diciamo, il blocco dei porti e la legittima difesa, invece dalla loro parte c'è il reddito di cittadinanza che la gente si sta mettendo a ridere perché sono 40-50 euro e hanno bloccato ancora tutte le cose. La seconda cosa che hanno proposto, le pensioni d'oro non le hanno ancora toccate, i vitalizi non li hanno ancora toccati, cioè praticamente non hanno ancora toccato niente e stanno andando a mangiare le pensioni di gente che prende non so quanto e gli detraggono 5-10 euro per darli poi ai famosi disabili che devono prendere di più, le minime che devono crescere. Praticamente non è stato fatto niente, è dal 4 marzo 2018 che la gente sta boccheggiando come gli uccellini che stanno aspettando il mangime, no? Sì, quindi tu dici che non è ancora successo niente, qua non è ancora successo niente praticamente, e stanno aspettando la guerra in Libia e si stanno sfregando loro il Vaticano e Bruxelles, stanno aspettando la guerra in Libia e si stanno sfregando le mani, perché sarebbe il colpo di coda che vogliono dare. Ho capito, grazie mille al nostro amico che insomma dice il governo nato malato, per non dire nato morto. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao, sono Giorgio da Monza. Ciao Giorgio, benvenuto. Sono davanti al computer e continuano ad apparirmi delle notizie strane. Questa, ad esempio, caso Siri, Di Maio. Se la Lega non c'entra, dimostri la sua estraneità a questi presunti fatti. Allora, io non sono laureato in legge, sono laureato in veterinaria, però vorrei ricordare al signor Di Maio che secondo le leggi italiane, non lombarde, una persona non è autorizzata a dimostrare la propria innocenza. L'onere della prova spetta sempre all'accusa e mi fa specie che una persona che è vice premier, così la chiamano, non sappia queste 4 cavolate che sanno anche gli studentelli più ignoranti del primo anno di giurisprudenza. Quindi, signor Di Maio, io la invito a smetterla di usare questo vocabolario, che tra l'altro è scorretto, e la pianti di sparare cazzate riguardo al signor Siri, che è una persona innocente, e si ripassi il codice penale e anche quello civile e pure la Costituzione. Buonasera. Grazie al nostro amico da Monza, prendiamo un'altra telefonata. Ciao Marco. Ciao, benvenuto. Carlo dalla provincia di Brescia. Ciao Carlo, eccoti qua. Il governo molto probabilmente se cadrà perché saranno i 5 Stelle che lo vogliono far cadere. Noi della Lega siamo abituati ad essere persone responsabili, però una cosa che dà molto fastidio è essere accusati di mafia, insomma, di essere dei corrotti. Cioè, ha ragione il nostro segretario, si devono sciacquare la bocca, perché noi lavoriamo umilmente sui territori. A parte da consigliere comunale, anch'io ho sempre lavorato umilmente sul territorio e mi sono beccato anche qualche minaccia di morte da un galeotto magrebino, per cui noi sul territorio lavoriamo per la nostra gente seriamente, umilmente, e rischiamo anche delle volte, per cui si sciacquino la bocca, ha detto bene il segretario federale, si sciacquino la bocca quando parlano della Lega e di noi leghisti, ma se la sciacquino molto bene. Colluttorio. Grazie al nostro amico. 0266 20 35 29, se volete c'è tempo anche per qualche WhatsApp ed SMS, vediamo chi ci ha scritto. Allora, l'Anonymous: per far finire le liti coi pentastellati fai vincere a Di Maio una gara di affezio giro. Non vuole tanto Gigino, sì, basta che vinca qualcosa, in effetti non ha vinto niente. Giorgio ci scrive: se quella dei Movimento 5 Stelle è una strategia elettorale, magari ci si potrà mettere una pezza. Se invece è in atto qualcosa tipo 1992-2011, Lega e Salvini sono già spacciati finora. Ancora c'è chi ci scrive
manda una foto di un cucciolo tenerissimo. Chi ce l'ha mandata? Grazie. Ecco. Noi parliamo di queste robe e ci mandano la foto di un cucciolo di pastore mano in mano di 25 giorni. Oh, qualcuno vorrebbe adottarlo, questo cucciolotto? Grande, grande. Non ti sei fermato, ma hai fatto bene. Mary da Vicenza, grande Mary. Ferma noi professionisti della chiacchiera, dello scenario, e sommergici di tenerezza con cucciolotti di pastore mano in mano. Tra poco torniamo a parlare di politica. Adesso io mi riprendo dal cucciolotto, cucciolino. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. Su Radio Padania Libera. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, un fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Rieccoci, bella gente. Filo diretto sulle vicissitudini giudiziario-politiche del governo, su questa alleanza che scricchiola ma che non molla, sulle alternative che non si vedono, sulle elezioni europee sul 25 aprile, sulle foto coi mitra, sulle foto coi peluche, insomma su tutto quello che volete e che sta un po' animando il dibattito. La parola
nel miglior stile di Radio Padania a voi. 0266 20 35 29, le linee sono aperte, libere, spalancate e a vostra disposizione. È uno di quei fili diretti, immagino lo stiate notando, dove non indirizziamo troppo il vostro commento. Crediamo che sia una buona occasione, visto che sta succedendo un po' di tutto, ma non si capisce bene quale fatto è più importante degli altri, se il caso Siri, se il Salva Roma, se quanto accade in Libia, se la Brexit, se l'Unione Europea, le elezioni che stanno arrivando, insomma. Non si capisce bene se la manovra che viene detta sarà una manovra lacrime e sangue, ma in realtà poi questo viene smentito da altri. Insomma, non c'è un fatto sul quale ci permettiamo di dire: ragazzi, concentriamoci su questo, che ne pensiamo, ci sta bene, non ci sta bene, si vive male questa situazione. C'è un insieme di fatti, un mosaico di agitazioni varie che possono afferire alla campagna elettorale, da una parte certamente lo fanno, dall'altra invece possono riguardare contraddizioni strutturali che il contratto di governo è riuscito sì a superare per un anno, ma che probabilmente, in caso abbiano ragione quegli ascoltatori che dicono che questo è un matrimonio innaturale per tradizione, per cultura politica, per forma mentis del personale che è arruolato dall'una e dall'altra parte, ecco, forse si incomincia a vedersi un po' di usura. Salutiamo anche l'Anonymous, ci manda un cucciolo di Alfano, anche questo dimenticato, un cucciolo di Angelino Alfano, quanto ci manca Angelino, grazie. Ezechiele dice: dopo Mani Pulite, la svendita dei patrimoni pubblici italiani, dopo i 5 Stelle cosa ci sarà? La svendita della sovranità nazionale o di quel che ne resta. Un saluto anche a Lorenzoni 199, a Rick da Varese che ci manda la foto dei cavalli che ci ascoltano, a Giuse che dice: non solo caso Siri, ma arriverà presto, vedrete, anche un caso Lombardia per coprire il PD per le elezioni europee. E ancora abbiamo detto, sì, già di Giorgio l'abbiamo già detto. Abbiamo una telefonata, pronto? Ciao, sono Luca di Pioltello, il Rider. Ciao Luca, benvenuto in diretta. Ciao cari, da un bel po' che non vi chiamo. Noi qua siamo come un cane in una casa di ringhiera, ti aspettiamo. Va bene, io più che volentieri. E quando arrivi scodinzoliamo come un cucciolo di Pastore Maremmano. Ma che gentili. Cavoli, volevo dire la mia su Roma e il governo, vai. Che è la formazione di governo. Su Roma io, se posso dare un consiglio, certo, dal mio basso della cultura che ho, alla Lega, e non cerchiamo di prendere Roma, perché chiunque ha preso Roma politicamente è incominciato un declino, perché lì il problema non è solo avere un'amministrazione, è che proprio è nella cultura di non far bene le cose, di essere furbi, proprio è una mentalità, quella romana, quella di altre città, che non vogliono adeguarsi. Abbiamo visto che sono diventati dei fantasmi quelli di Forza Italia dopo che hanno governato col PDL, sono diventati dei relitti quelli del PD, per cui io direi che Roma non è così necessaria da prendere in mano nostra. Sì. Per il governo l'alternativa è avere peggio di quelli che abbiamo insieme adesso. Abbiamo relitti, fantasmi, gente che non vuole il bene degli italiani ma solo delle loro lobby e della loro casta. Per cui cerchiamo di far andare bene questo governo, che è l'unico governo che può tirar fuori l'Italia dai guai. Nonostante le differenze che ci sono, io penso che non c'è alternativa per non tornare con quelli che ci volevano anche tradire, che ci volevano cancellare, che hanno fatto di tutto contro la Lega. Questo governo avrà tanti dubbi, tanti problemi, però è il nuovo. Quello che c'era prima sappiamo cos'era e non ci vogliamo tornare. Grazie Luca. Grazie a voi, buona Padania a tutti. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? È caduta. Allora, per quanto riguarda la strategia del Movimento 5 Stelle, sembra evidente, dopo la ultima vittoria leghista, quella in Basilicata, è direi evidente la cosiddetta strategia, anche richiamata da molti giornali, colpo su colpo viene chiamata. Sostanzialmente si fonda su 3 elementi. È proprio una specie di meccanismo che il Movimento 5 Stelle anche a tavolino ha deciso di mettere in campo. La prima
è una accelerazione e una concentrarsi puntualmente non sugli argomenti che uniscono con la Lega, ma sugli argomenti che dividono. E quindi vedete anche il tema del Salva Roma, certamente lo stesso slogan è un qualcosa che viene da lontano, l'avversione del leghismo nei confronti del trattamento particolare che ha ricevuto Roma Capitale, e quindi l'accelerazione su questo tema sicuramente fa parte di quello che può dividere, e infatti sta dividendo. C'è poi l'approfittare delle piccole, grandi crisi e infortuni che possono capitare alla formazione politica della Lega. Nel caso l'avviso di garanzia ad Armando Siri, ecco, Di Maio non ha atteso non so, un'ora telefonando ad Armando Siri, a Matteo Salvini, a dire: oh, ma ragazzi, ma qua cosa succede? Non ha convocato una riunione urgente quella mattina per confrontarsi sulla posizione da prendere. Immediatamente alle 8 del mattino, insieme alle agenzie sulla stampa, usciva Luigi Di Maio dicendo: ci aspettiamo un passo indietro di Armando Siri. Terzo tema, fortemente collegato con i primi due, un'accelerazione sui cosiddetti temi bandiera del Movimento 5 Stelle. Temi bandiera che sono ormai riducibili a due principali. Il primo è il no ad alcune opere, resta il no alla TAV per intenderci come elemento identificativo del Movimento 5 Stelle, e il secondo, quello che riguarda più in generale il mito della purezza del Movimento 5 Stelle, quindi il giustizialismo, per usare una parola che usiamo per capirci, non vogliamo offendere nessuno. Questi tre elementi, quindi accentuare ciò che divide, approfittare dei problemi della Lega e alzare tutte le volte che è possibile le loro due principali bandiere, ossia la purezza, l'anticasta e il no ad alcune opere, è il modo con cui il Movimento 5 Stelle sta tentando di rimettersi a bolla dopo essere stato di fatto fagocitato nell'agenda e nella comunicazione politica da un leghismo che è sì incarnato in Matteo Salvini, ma che poi si declina in ogni ramo del Parlamento, in ogni commissione, in ogni gruppo di lavoro, con un personale politico che mi sembra di dire qualcosa di oggettivo, è nettamente superiore quanto ad esperienza, anche solo perché la Lega è il partito più antico che c'è sulla scheda elettorale, quindi ha avuto modo di formare una classe dirigente che è partita dai comuni, dalle province, dalle regioni. Ci sono un sacco di sindaci che quando si trovano in commissione bilancio dello Stato sanno come muoversi. Se in Parlamento ci va invece uno che nella sua vita, a bontà sua, ha fatto altro, ha fatto il tecnico informatico, ha fatto l'idraulico, da una parte credo che rappresenti meglio la rappresentanza della società, perché la società è fatta di idraulici, di tecnici informatici, è giusto che ci siano in Parlamento. È chiaro che però quando si scontrano con quando vanno in competizione o comunque in correlazione con quello di fianco al proprio banco, che invece il bilancio lo sa già leggere, che sa come muoversi nella commissione e che se non sa come muoversi ha una struttura di partito territoriale nel palazzo che gli dà le risposte, che crea un legame. Ecco, io credo che la fortuna della Lega sul Movimento 5 Stelle non sia stato un atto doloso, non è che la Lega è andata al governo e ha detto adesso gli facciamo uno così. No, la Lega secondo me è andata al governo, il Movimento 5 Stelle semplicemente per forza delle cose, come direbbe Emilio, è diventata guida perché sapeva già la strada di quei palazzi e se non sapeva la strada sapeva dove trovare le mappe giuste. Tutto ciò che al Movimento 5 Stelle, prima esperienza al governo, questo è certamente mancato. Di qui quindi decidere di questa scelta, questa strategia, la cosiddetta strategia colpo su colpo, che abbiamo detto si articola fondamentalmente in questi tre elementi sistematici: le crisi, accentuare ciò che divide, alzare la propria bandiera, e ogni tanto, per il puro gusto di testimoniare
una alterità nei confronti della Lega, ad esempio sul servizio di leva, sulla castrazione chimica, tutti temi su cui il Movimento 5 Stelle in realtà non ha una posizione netta, non c'è nel loro non statuto non c'è scritto il Movimento 5 Stelle contrario alla leva o alla castrazione chimica, però ecco, ad esempio su questi due temi immediatamente dire che non si è d'accordo, che non si può fare, in modo tale da creare una tensione continua con l'alleato per cercare di trarne del consenso. Questo è un meccanismo molto pericoloso, perché da una parte può funzionare, al momento sta di fatto polarizzando il dibattito politico tra Lega e 5 Stelle. Oggi tutti noi diciamo ha ragione Salvini, ha ragione Di Maio, Zingaretti non lo vediamo neanche in questa partita. Quindi fin qui devo dire che per le due forze politiche sicuramente è il canale comunicativo che sta funzionando di più. È rischioso perché non è il wrestling dove si fa finta di menarsi, a un certo punto inizia a menarti davvero, e mi sembra che dal caso Siri in poi sono iniziate a volare le botte grosse. Ecco, e quando si supera un certo limite di botte, ovviamente metaforiche e politiche, è difficile poi tirarsi indietro e tornare a condividere davvero un perimetro di governo. Il secondo rischio è quello comunque di finire in qualche modo a confondere l'elettorato, perché se è vero che l'attenzione è polarizzata o su Salvini o su Di Maio, ci sono anche tante persone che si sono rotte le balle di veder litigare Salvini e Di Maio e che magari andranno nell'astensione o che andranno recuperate dall'astensione o che andranno a votare, sapete, quei partiti pazzi che si candidano alle elezioni, o ancora andranno a votare magari quei partiti che sono rimasti liberi da questo gioco e portano avanti battaglie che intercettano la simpatia dell'elettorato. Questo è un po' la fotografia, anzi diciamo il dipinto, come lo vedo io, ecco, un olio su tela di come vedo io la situazione attuale. Spero possa essere utile anche per le vostre riflessioni. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Per cortesia, Edmond Dantès. Eccolo, buongiorno Edmond. Buonasera. Buonasera a lei. Prima non si dice dipinto ma dipinto. Esatto, attendevo lei per questa precisazione, la ringrazio Edmond. Poi vorrei sapere, vorrei sapere, ma dica. Niente, dai, basta, ti raccomandi, Giulio, viva Radio Libera Padania, gli ascoltatori, teniamo viva la Lisetta, sì! Teniamo viva, certo. Grazie Stefano Del Brembo, come giusto, insomma, dopo la ampia analisi e anche un po' cattedratica, è stato giusto che Stefano Del Brembo mi ricordasse che siamo pur sempre una radio che non esiste. 0266 20 35 29. Secondo voi questa strategia del Movimento 5 Stelle, il meccanismo che è stato innescato da questa strategia, questo continuo litigio papam, 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 sempre più stretto, sempre più vero, alla fine chi ci guadagna secondo voi? Ci guadagna qualcuno, ci perdono entrambi, prevarrà uno, prevarrà un altro? Questa può essere un'altra delle tematiche che ora, che siamo a una decina di minuti dalla fine, possiamo tirar fuori. 02 66 20 35 29. Intanto l'Anonymous dice: i 5 palle, cito Pagani, vogliono mettere il cappello su tutte le operazioni positive del governo e scaricare quelle meno riuscite sulla Lega. Se il reddito di cittadinanza sarà un flop, ne daranno la colpa a noi. Peccato che la realtà li smentisca sempre. Ancora abbiamo chi ci manda dei video su YouTube, bontà sua, e Riccardo Avarese dice: nei 5 Stelle ci sono troppi esuli sinistroidi, relitti dell'Unione Sovietica, addirittura per Riccardo addirittura relitti dell'Unione Sovietica. Il pompiere di Vigiù dice: ci vuole tanta acqua per spegnere il fuoco, parola mia, e quindi da questo punto di vista c'è un commento sibillino. Anna dice: ho paura perché questo continuo litigio tra Salvini e Di Maio farà perdere entrambi, vedesi il PD che risale nei sondaggi. E ancora Guido dice: questo governo contro natura è come un parassita e il corpo che lo ospita prima o poi uno dei due puntini. Ancora Raffaella dice: i 5 Stelle dovrebbero parlare di meno e lavorare di più. Insomma, in questo senso la interpreta un po' così, ecco, come una grande affabulazione a 5 Stelle, ma che fin qui ha avuto poca sostanza. È un altro dei temi, se posso approfittare del fatto che non state telefonando per aggiungere un elemento che in realtà non è nuovo, lo abbiamo questo visto appena si è formato questo governo.
La Lega, per non scontentare il suo elettorato, deve fare delle cose che ci stanno sulle dita di una mano. Mettere un po' più di sicurezza sia ai confini che all'interno. Nessuno si aspetta miracoli, però si vuole la percezione netta che c'è un impegno sulla sicurezza. La seconda cosa che la Lega deve fare per non scontentare il suo elettorato è iniziare a smontare la riforma Fornero, e quota 100 va in questa direzione. La terza cosa che la Lega deve fare per non scontentare la sua storia e il suo elettorato è la trattativa sull'autonomia delle regioni. Oltre a queste tre, che sono diciamo le principali, diciamo il tridente d'attacco, a centrocampo c'è un impegno implicito che poi è diventato programmatico, ossia quello, uno, di non alzare le tasse, ma addirittura di abbassarle radicalmente con la flat tax. Questi sono gli impegni che ha preso la Lega al governo. Alcuni sono a buon punto, altri sono un po' fermi, ma sono questi 4 qua. E quindi capite che poter gestire un fronte con solo 4 pulsanti è facile dal punto di vista della Lega, perché sappiamo dire, la Lega sa dire i suoi sì e i suoi no. Dipende se sono coerenti con questi 4 pilastri. Il Movimento 5 Stelle invece, io non vorrei essere nei panni di Di Maio, perché Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno preso un consenso larghissimo dicendo reddito di cittadinanza, che forse però era un po' diverso da come era è stato immaginato, un po' diverso rispetto a quello che poi sarà, però vabbè, diamolo come fatto. Hanno detto reddito di cittadinanza, hanno detto tagli alla politica, ma hanno anche detto no alla TAV, no alla TAP, hanno anche detto che no all'ILVA, hanno anche detto le rinnovabili, hanno anche detto questo, hanno anche detto quello. Insomma, se voi chiedete qual è la posizione del Movimento 5 Stelle su un tot di argomenti, entriamo in quella che è una gigantesca lista civica, dove trovate le sensibilità più diverse, e quindi è molto più difficile per loro riuscire ad avere a far percepire una coerenza della loro azione politica. Ma prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto Marco, buonasera, Mauro Di Reggio. Eccoti Mauro, benvenuto. Vedi, bisogna tener conto per le elezioni europee di un dato fondamentale. Nelle elezioni passate del 2014, tenuto conto che erano abbinate, per esempio a Reggio Emilia ci sarà l'elezione del sindaco di 4.000 comuni, il risultato è stato del 57%, ed è altresì notorio che le regioni del sud non votano con la stessa frequenza o superiorità, cioè o percentuale simile alle regioni del nord, per cui forse sono arrivati a capire che ci sarà per il reddito di cittadinanza, per l'ILVA, perché a Taranto oggi c'era Di Maio, no? Il capo delle teste secche, ha detto che gli mette 1 miliardo, sta tentando di tamponare. Il capo delle teste secche, prego. Sì, tribù delle teste secche. Prego, lasci perdere, io rido ma lei continua. Il fatto è dovuto solo al fatto che avevano preso più del 50% a Taranto, e senz'altro non gli verrà dato il consenso e ci sarà una forma di assenteismo molto alto, per cui io presumo che sfioreremo il 50% o appena, per cui io raccomando a tutti quelli del nord di andare a votare per le europee, perché le europee sono sempre state un po' snobbate. Bisogna fondamentalmente andare a votare anche per quelli che hanno i comuni dove devono essere elette la nuova giunta comunale, no? Perché si verificherà un calo stratosferico da parte loro, perché non hanno tenuto fede a nessun impegno e sono, come ti ho detto, il signor Di Maio, il capo politico della tribù delle teste secche. Abbiamo capito. La ringrazio, grazie a Mauro da Reggio. E ancora abbiamo Luca che torna a scriverci e dice
la discussione Lega 5 Stelle serve a far non andare troppo la Lega dalla parte di quei malati di Berlusconi e serve a non mangiare il Movimento 5 Stelle che è troppo dalla parte, aspetta che ho avuto un problema, degli anarchici, insomma un po' troppo anarchico il Movimento 5 Stelle, per Luca è un conflitto compensativo, insomma non è preoccupato. Siri in cambio dell'autonomia come alternativa mi piace tanto, scrive il pompiere di Vigiù, disposto alla consegna del povero Armando per l'autonomia, però insomma da questo punto di vista io no, perché io sono amico, non ce la faccio, però politicamente se voi avete giustamente meno distanza morale con Armando Siri, ammetto e sorrido per il politicissimo cinismo di quello che ci ha scritto l'amico David Giù, però insomma può anche purtroppo avere un senso, perché le dinamiche della politica vanno molto spesso al di là, al di sopra e non solo al di sopra, anche dietro, diciamo 90 gradi rispetto alle dinamiche umane. Giovanni ci scrive: i Soloni e i giornalisti venduti stanno pompando i 5 Lazzaroni, lì non ha mai lavorato nessuno, ne è sicuro, lui li ha dossierati tutti, facendogli credere che così recuperano voti, ma in sostanza se è vero, ma io ho molti dubbi che il PD stia recuperando consensi, gli stessi giornalisti venduti raggiungono il loro obiettivo, avanti a testa bassa, il capitano sistemerà tutto e i giornalisti dovrebbero essere condannati, addirittura condannati per tradimento alla patria. Parole violentissime di un uomo visibilmente arrabbiato, il nostro Giovanni. Peraltro vede Giovanni che è un rappresentante di come si dice, di kit, come si chiamano, gadgets, come si chiamano, orpelli, parafernalia che afferiscono alla bicicletta. Sì, è uno di quelli, è un foraggiatore dei ciclisti che sono invece i terribili nemici di noi camminatori, ma questa è un'altra storia. Goffredo dalle Romagne dice: il fuoco si spegnerà automaticamente il 27 maggio, cioè le elezioni porteranno la fine di queste polemiche e segneranno, insomma, ancora una volta, secondo Goffredo, da che parte stanno gli italiani. Giustamente, tornando a Giovanni, mi dice che la parola giusta non era parafernalia, purtroppo, ma era accessori. Accessori era... Vabbè, ma perché tu non usi la parola parafernalia per dire quello che produci, che vendi? Insomma, secondo me attireresti l'attenzione, no? Quando fai le tue fiere, se tu dici accessori per la bici, accessori, che non si gira nessuno, è una fiera di ciclismo, tutti sanno che stai per vendere gli accessori per la bici, Giovanni. Se tu invece alla prossima fiera che vai, prova, fai un tentativo, poi mi dici, gridi parafernalia per ciclabili, rotabili, magari ti guardano. Io sono disposto a venire, appena mi danno il reddito di cittadinanza posso spendere delle ore gratuite a carico dello Stato per fare questo tuo esperimento. Mi rintanano se dico quella parola. Cosa vuol dire mi rintanano? Cosa vuol dire mi rintanano se dico quella parola? Mi rintanano. Rinchiudono. Essi rintanano me. Quindi e chi lo rinchiude? I ciclisti? Perché se dici parafernalia i ciclisti si arrabbiano. Sono tutti comunisti, chiedi ad Angelo, i 5 Stelle ascoltano tutti la Nannini. Vedete che lo sapete. A proposito, domani è il 25 aprile. Allora, io ho preparato una cosa che vi leggo io, anche se non sono un autore, perché è una roba che piace a me e ci sarebbe recitata, però che senso ha mandarvi il file recitato di una roba che ci ho scritta sulla mia agenda, che come vi ho già detto farà parte di ciò che mi garantirà la perizia psichiatrica. È una poesia di Nino Pedretti, un poeta emiliano romagnolo. Io ve la leggo, non sono Gasman, quindi prendete quello che c'è. Non è per la gloria che siamo andati in montagna a far la guerra. Di guerra eravamo stufi, di patria anche. Avevamo bisogno di dire: lasciateci le mani libere, i piedi, gli occhi, le orecchie, lasciateci dormire nel fienile con una ragazza. Per questo abbiamo sparato, ci siamo fatti impiccare, siamo andati al macello piangendo nel cuore con le labbra tremanti, ma anche così sapevamo che di fronte ad un boia fascista noi eravamo persone e loro marionette. E adesso che siamo morti, non rompeteci i coglioni con le cerimonie. Pensate piuttosto ai vivi che non abbiano a perdere anche loro la giovinezza.